Alfonso Buscemi, un appassionato intervento che ha parlato delle tantissime deficit della nostra città, nonostante la capitale della cultura, 2 mesi sono passati, diceva lei, ma si vede ben poco. È inevitabile ricordare che appunto questa prospettiva di un anno Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025 ci sta lasciando tanta amarezza e tanta tristezza rispetto anche a quello che noi avevamo sognato. Avevamo sognato un'opportunità per dare a questa città strutture stabili. Non ci sono strade per arrivare in città, non ci sono parcheggi, non ci sono gabinetti pubblici. In questo contesto è chiaro che noi rischiamo persino di fare danno, perché il problema non è avere ora dei turisti che vengono a visitare la nostra città, una città meravigliosa con una storia incredibilmente bella, ma il problema è che cosa andranno in giro per il mondo a dire i turisti se vengono e non trovano acqua, perché noi ancora parliamo di acqua purtroppo, e per parcheggiare si devono disperare, eccetera, eccetera. È chiaro che l'opportunità da questo punto di vista è persa. Ora si leggono che stanno facendo, stanno programmando, probabilmente ho letto si farà il carnevale di Sciacca, si farà la sagra del Mandorlinfiore. Non so se sorridere rispetto a questi annunci o davvero rattristarmi. Ecco, in questo contesto la città spero che riesca a trovare gli anticorpi per reagire nelle sedi e nei modi opportuni. Ecco, una battuta: perché firmare il referendum della CGIL? Adesso i cittadini, grazie a 5 milioni di firme raccolte, hanno nelle loro mani il loro futuro. Se vanno a votare e vincono i sì, vorrà dire che loro avranno meno precarietà, avranno più diritti di cittadinanza. Non è tollerabile che un lavoratore debba avere un contratto a termine per un mese, per un mese, per un mese, perché questo significa essere schiavi. Andare a votare referendum per avere la libertà di difendersi i propri diritti. Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, oggi qui ad Agrigento per questa assemblea e promuovere la campagna referendaria. Ecco, perché sostenerla? Perché noi vogliamo rimettere al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, della sua qualità e della dignità del lavoro. Il lavoro per tanti, per troppi anni è stato sinonimo di emancipazione, di libertà, di progresso, e da quando invece il lavoro è stato svalorizzato, purtroppo il lavoro spesso è sinonimo di precarietà non soltanto lavorativa ma nella vita, è sinonimo di schiavitù, è sinonimo di sottosalario, è sinonimo di sfruttamento. Rimettere al centro il lavoro e la sua dignità significa anche immaginare e costruire un'idea di paese diversa rispetto a ciò che abbiamo oggi, ed è importante farlo dalla Sicilia, dal Mezzogiorno, dalle aree più periferiche come quella di Agrigento, dove la condizione del lavoro è sempre più precaria, sempre più sfruttata, e quindi noi per questo diciamo che i cittadini, gli elettori e le elettrici si debbono mobilitare. Stiamo provando a costruire davvero un'idea di paese diversa e abbiamo la necessità che questo passi attraverso il voto, anche per rafforzare la nostra democrazia.